governo sulle trattative in corso. Il presidente Zaia invoca la via del voto perché spiega la strada maestra e aggiunge un eventuale accordo PD Movimento 5 Stelle non reggerà. Nuova legge regionale di edilizia popolare. Dopo le polemiche interviene l'assessore regionale Lanzarin. SIE correttivi da fine settembre, ma chi ha sgarrato con illeciti verrà denunciato in procura. Aveva solo 21 anni quando nel 1989 rimase paralizzato a causa di un incidente stradale. Ha scelto la nostra emittente per lanciare un messaggio ai giovani: basta stragi. Fermato per un controllo un albanese ubriaco e drogato alla guida, ferisce un agente della polizia locale di Vicenza. Il sindaco Rucco osserva una riforma per la certezza della pena. La morte di Andrea Zamperoni, chef al Cipriano Dolci di New York. La polizia statunitense ha fermato una prostituta italiana. Colpo grosso al Golf Club di Cortina, sparito nel nulla un prestigioso orologio in oro bianco del valore di 25.000 euro che era riposto in un armadietto. Esame scritto in lingua inglese all'Università di Padova. Si presentano in 15 ma vengono tutti bocciati. La prova annullata verrà rifatta. Buonasera, ben ritrovati. Lo avete dunque sentito ora dai titoli. La politica ovviamente in primo piano sulle trattative in corso di un nuovo governo. Il presidente del Veneto Luca Zaia invoca la via del voto perché è la strada maestra. Non sono nella stanza dei bottoni, dice Zaia, e non so cosa stia accadendo a Roma, così oggi a Palazzo Balbi a Venezia. Sentiamo. Non reggerà un eventuale accordo PD 5 Stelle, quasi impossibile pensare ad un'alleanza di questo tipo, perché anche in chiave di autonomia i 5 Stelle hanno dimostrato di non avere alcun progetto. Così il presidente del Veneto Luca Zaia in merito al possibile accordo tra Di Maio e Zingaretti sulla formazione di un nuovo governo. Guardi, io ogni volta che guardo la TV o leggo un giornale penso all'autonomia, penso che sono passati più di 660 giorni, penso che questo governo ha fatto trascorrere 14 mesi, penso che il Presidente del Consiglio aveva annunciato che a febbraio 2019 avremmo avuto la chiusura del cerchio con l'autonomia, penso che l'unico progetto l'ha presentato il Veneto per il Veneto e non esiste un progetto di alcun altro a livello nazionale. Penso che abbiamo fatto una legge a posto, per cui guardiamo con apprensione quello che sta accadendo. Di certo ipotizzare che nasca un'alleanza PD 5 Stelle viene da pensare a una cosa quasi impossibile, una chimera, una roba che non so neanche come possa restare in piedi. E sempre in tema di autonomia Zaia pone uno stop alla farsa di chi al governo continua a sostenere la tesi che le 23 materie per il Veneto fossero troppe. Perché il 5 Stelle e il governo non hanno uno straccio di progetto personale, non ce l'ha il governo e non ce l'ha i 5 Stelle. Ad oggi se voi prendete il telefono, questa è la sfida, oggi chiamate qualsiasi 5 Stelle e vi mandi il tuo progetto di autonomia. Non c'è, non esiste. E parlando delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, il presidente a tutto campo annuncia se sarà una SPA o una fondazione a sovrintendere i Giochi Olimpici. Ricordo che entro 5 mesi dalla firma del contratto, dell'Host City Contract con CIO, abbiamo l'obbligo di dar vita alla società, quindi i mesi passano perché eravamo a fine giugno. E dall'altro il profilo del nuovo manager che andrà a gestire tutto, che anche questa è una partita importante. Entro 5 mesi da fine giugno abbiamo necessità assoluta di dare vita alla società e di passare ovviamente in mano alla società al nuovo manager. Ed ora torniamo a parlare della nuova legge regionale di edilizia popolare. Dopo le polemiche e i malumori suscitati interviene l'assessore regionale di reparto, ideatore della citata legge, Manuela Lanzarin, che numeri alla mano parla di questo primo censimento e di chi moroso non paga da tempo pur avendo cospicui conti in banca, e promette sì ai correttivi da fine settembre, ma che ha sgarrato con illeciti verrà denunciato in procura. Sentiamo. 40.000 le famiglie venete che vivono in una casa popolare, di queste quasi 6.000 hanno un ISEE superiore ai 20.000 euro, cioè la soglia massima di reddito fissata dalla legge regionale numero 39 per avere diritto ad un alloggio di edilizia popolare. Tra questi 6.000 c'è anche chi con 1 milione di euro di risparmi paga 250 euro al mese di affitto per un alloggio di 100 metri quadrati o chi paga meno di 11 euro al mese per un appartamento di 130 metri quadrati con depositati in banca quasi 340.000 euro. E poi c'è chi ha casa a Cortina e chi nel veneziano in terraferma affitta l'appartamento come B&B.
casi di illeciti o sospetti tali che finiranno, è certo, denunciati anche in procura. Per i casi illeciti noi già ogni volta che abbiamo segnalazioni di questi tipi facciamo le segnalazioni agli enti preposti, quindi procura piuttosto che Guardia di Finanza e quant'altro. E poi ci sono i morosi, ben 15 milioni di euro in tutto il Veneto, ovvero più di 9.000 famiglie che non pagano l'affitto, con la punta massima di ben 6 milioni a Venezia, cioè 2.133 inquilini morosi. Vi ricordo che noi abbiamo anche instaurato un tavolo specifico per la specificità di Venezia, perché insomma abitare a Venezia, quindi lo spopolamento della città, il problema degli anziani, su questo stiamo lavorando parallelamente, però chiaramente questo non giustifica il dato importantissimo di morosità che c'è a Venezia. E dulcis in fundo quasi 3.000 le famiglie che non hanno presentato l'ISEE. Se si tratta dell'anziano che non lo sapeva, che non ha il nipote, il figlio che gli dà una mano, posso in qualche modo capire. Se invece si tratta di chi non l'ha voluto e quindi l'ha fatto così diciamo volontariamente, a queste persone invece andrebbe, io credo, insomma, detto che se non presentano l'ISEE vuol dire che hanno qualcosa da nascondere. Storie, dati e cifre che emergono dal primo e unico al momento censimento veneto di edilizia popolare, con cui la Regione fotografa redditi, patrimoni immobiliari e immobiliari degli assegnatari, annunciando che non ci sarà alcun passo indietro sui caposaldi della nuova legge e che resta fermo il termine di fine settembre per la presentazione di eventuali correttivi, considerato che sono quasi 14.000 le famiglie con redditi certificati sotto i 20.000 euro in attesa di un alloggio pubblico. Ed ora la storia di Stefano Nadal. 30 anni fa rimase vittima di un incidente stradale, era la prima volta che saliva in macchina. Quel giorno perse un amico e lui finì su una sedia a rotelle. Da quel momento ha cominciato una sua personale battaglia contro le vittime stradali. Ecco il suo racconto. Voglio lasciare un messaggio, un appello nel mio trentennale dell'incidente, anche se serve a salvare una sola vita, perché più che reprimere serve prevenire. Mi rivolgo, anche se sono discorsi ripetitivi, sia ai giovani che alle persone più adulte. Quando guidano andate piano e anche se avete bevuto fate guidare un'altra persona. Mi rivolgo ai genitori, iniziate fin da piccoli a insegnare la prudenza. Alle scuole insegnate educazione stradale e alle istituzioni continuate la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. L'appello che avete ascoltato è di Stefano Nadal, vittima 30 anni fa di un incidente stradale che lo ha reso tetraplegico. Una vita segnata su una sedia a rotelle, ma che non gli ha mai impedito, dopo quel tragico giorno, di continuare a vivere. Certo, con enormi problemi, ma sempre vicino ai familiari e agli amici che non gli hanno mai fatto mancare l'affetto. Non solo si muore negli incidenti, ma purtroppo si possono avere anche lesioni come ho avuto io. Quella sera noi eravamo in 4 in macchina, 2 ragazzi non si sono fatti nulla, un ragazzo è morto, io purtroppo sono rimasto tetraplegico, ho avuto una lesione midolare. Chi causa questi incidenti purtroppo dopo qualche giorno si dimentica e chi invece come me deve continuare la vita e andare avanti tutti i giorni per vivere. È da quel giorno maledetto che ha cominciato una delle battaglie a cui tiene di più al mondo, ostinarsi, è proprio il caso di dire, a far capire che in macchina bisogna prestare la massima attenzione, non usare mai cellulari durante la guida, non assumere alcol o droghe, ma soprattutto evitare di correre. Questo appello trentennale, perché più che reprimere bisogna fare prevenzione, prevenire. Mi rivolgo a tutti, ai giovani e anche a quelli non giovani, quando sei in macchina bisogna usare la prudenza. In un'estate funestata da decine di incidenti stradali con molte vittime e tanti feriti che si porteranno per tutta la vita macchie indelebili sul proprio corpo, Stefano prova a sensibilizzare le coscienze, in particolare dei giovani. Purtroppo causano parecchie vittime e purtroppo causano anche disabilità e soprattutto danni fisici, e chi rimane deve continuare, perché le famiglie, quando c'è un incidente così come nel mio caso, per 30 anni è come fosse praticamente la vita è finita. Alla guida drogato e ubriaco, sentite che cosa ha combinato un albanese a Vicenza. Strade violente, droga e alcol non sono un problema solo dei parchi e degli angoli bui della città, ma
rappresentano una bomba sociale pronta a esplodere in qualsiasi momento, basta una scintilla. E non solo di notte, ma anche in pieno giorno. A Vicenza sono le 8 del mattino quando un 36enne albanese alla guida della sua auto finisce contro il cancello di un'abitazione ad Anconetta. Il proprietario gli chiede spiegazioni e per tutta risposta viene aggredito dall'immigrato. I nostri agenti sono intervenuti immediatamente per sedare un po' gli animi, ovviamente hanno proceduto a quelle che sono le operazioni di rito. Abbiamo riscontrato una guida in stato d'ebbrezza, una guida anche sotto l'uso di sostanze stupefacenti, con patente revocata, poi ovviamente abbiamo dovuto bloccare la persona perché era in condizioni critiche. L'albanese è in condizioni critiche, ma quando gli agenti provano a bloccarlo, lui reagisce minacciandoli con una bottiglia. Prova a fuggire ma cade dopo pochi passi. I vigili si avvicinano, lui li aggredisce e ne ferisce uno alla spalla prima di essere sedato con dello spray al peperoncino. A seguito di ciò abbiamo avuto purtroppo la sfortuna di avere un agente che è rimasto così colluso e ferito nell'occorso. 7 giorni di prognosi, non moltissimi, ma comunque è evidente che c'è una criticità negli interventi sulla strada. C'è una criticità negli interventi sulla strada, il comandante della polizia locale lo dice chiaro e tondo. È il secondo caso in pochi giorni. Venerdì scorso un agente della Polizia di Stato è rimasto vittima dell'aggressione di un nigeriano. Le cose cominciano un po' a ripetersi e quindi è evidente che il problema sussiste, insomma, tutti gli agenti, parlo della polizia locale ma vale anche per le altre forze di polizia dello Stato, siamo sulla strada e quindi questi problemi sono sempre maggiori, però noi ovviamente con la maggiore professionalità possibile cerchiamo di mantenere nell'alveo di quello che è, di limitare i danni sia per noi sia anche per coloro che poi ovviamente possono produrci dei problemi. C'è questo senso di impunità e tutti si sentono nella possibilità di fare quello che vogliono ed è un principio, quello della certezza della pena, che sta venendo meno nel nostro Paese. È un problema di riforma legislativa che come sindaco mi sento di rinnovare l'appello al nostro Parlamento quando si metterà finalmente a lavorare sulle leggi che servono veramente, superando questo periodo di crisi che stiamo attraversando. La polizia di New York ha fermato una prostituta italiana per la morte dello chef italiano Andrea Zamperoni. Non ci credo, non sono cose vere, quindi a me non interessano. È il commento di Oriella Avedosi, mamma di Andrea Zamperoni, il capochef 33enne della Cipriani Dolci a New York, trovato morto in un quartiere del Queens all'indomani del fermo di una prostituta italiana 41enne. Si chiama Angelina Barini e la polizia l'ha incriminata per la morte di altri 2 uomini avvenuta negli ultimi mesi. Sarebbe stata proprio lei a portare Andrea in quella stanza d'albergo e mettere in atto lo stesso modus operandi utilizzato per le altre 2 vittime, con lo scopo di derubarle insieme al suo protettore. Li stordiva con droghe potenti arricchite dal micidiale fentanil, un potente antianalgesico opioide sintetico. Gli agenti erano giunti nell'ostello a poca distanza dall'abitazione di Zamperoni mercoledì scorso alle 20:30 in seguito ad una telefonata anonima. Lui era scomparso dal sabato precedente. Quando hanno aperto la porta della stanza numero 15 sono stati sopraffatti dall'odore di un cadavere in via di decomposizione, misto a quello dell'incenso bruciato forse per coprire il primo. Secondo il medico legale il decesso è avvenuto lunedì, forse poche ore dopo l'ultimo avvistamento del giovane. Il corpo non presentava ferite né ecchimosi. La Barini ha dichiarato che Andrea non si è mai risvegliato dal letto dove si era steso a riposare e poi avrebbe iniziato a sanguinare dal naso e dalla bocca. Lei racconta di aver voluto chiamare la polizia, ma il suo complice e alcuni amici gliel'avrebbero proibito, per poi trasportare nella stanza il bidone della spazzatura e mettere il corpo di Andrea avvolto in un lenzuolo all'interno. Il piano era quello di farlo sparire dopo averlo tagliato a pezzi con l'aiuto di una motosega e di una valigia, entrambe ritrovate nell'abitazione. Grave incidente sulla Romea tra Piove di Sacco e Chioggia, un autoarticolato si è scontrato con un furgone gravemente danneggiato nell'urto, mentre il tir è finito di traverso sulla carreggiata occupando entrambe le corsie e bloccando completamente il traffico. L'autista del furgone, estratto dalle lamiere da numerose squadre dei vigili del fuoco, è stato trasportato all'ospedale in gravi condizioni con l'elicottero del SUEM. Ci spostiamo nel Trevigiano, furto in una casa a Oderzo, i ladri fanno irruzione in un'abitazione di via Dalmazia e rubano 4 pistole, indagano i carabinieri.
Un furto preoccupante quello messo a segno in una casa di Oderzo. Una banda di malviventi ha fatto irruzione nell'abitazione di un artigiano 55enne in via Dalmazia ed ha portato via 4 pistole. Le armi regolarmente detenute si trovavano in un armadietto blindato. Probabilmente hanno atteso che l'uomo uscisse di casa e poi hanno agito. Hanno forzato una finestrella del bagno, hanno messo a soqquadro tutta l'abitazione. Poi in una delle stanze hanno trovato l'armadio, lo hanno forzato ed hanno prelevato le pistole. Si tratta di 3 Beretta ed una rivoltella Smith & Wesson con una decina di munizioni. Ad accorgersi del colpo il proprietario, che tornando a casa la sera ha trovato l'armadio aperto. Immediatamente l'artigiano ha denunciato il furto ai carabinieri, che ora stanno indagando per capire cosa si nasconde dietro questo pericoloso furto. Colpo grosso al Golf Club di Cortina, sparito nel nulla un prestigioso orologio in oro bianco, un Patek Philippe del valore di 25.000 euro che un imprenditore romano aveva depositato nel proprio armadietto prima di giocare una partita a tennis. La mala scoperta al termine dell'incontro, con la denuncia immediata del furto ai carabinieri di Cortina. È probabile che le indagini avviate immediatamente possono essere agevolate dalle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella rinomata struttura. Sentite invece che cos'è accaduto all'Università di Padova. 15 studenti tutti bocciati all'esame, la prova viene annullata e verrà ripetuta. Esame lingua inglese 3. Prova scritta fissata al 23 agosto al rientro dalle vacanze. Sono 15 gli studenti di mediazione linguistica vecchio ordinamento dell'Università di Padova che lo tentano. Risultato: tutti e 15 bocciati. Durante la prova, suddivisa in 3 parti, gli stessi studenti scoprono che in molte domande è allegata la risposta. Lo segnalano alla docente, che però, invece di interrompere e sostituire i quesiti, taglia di mezz'ora la prova. Studenti sbalorditi e beffati, il tempo tiranno miete le sue vittime. 15 cadono sotto i colpi delle correzioni, tutti bocciati. La sollevazione è popolare, tanto che è stato necessario anche l'intervento di un legale difensore civico dell'Ateneo, che ha raccolto le segnalazioni degli studenti. Sotto accusa la professoressa di inglese 3 Sara Gesuato. La direttrice del Dipartimento di Studi Linguistici, esaminata la situazione insieme alla docente, ha deciso di annullare in toto la prova, che verrà rifatta. La prova del 23 agosto di lingua inglese 3 è stata invalidata in toto, integralmente, in accordo con la docente professoressa Gesuato, e quindi, dovendo essere ripetuta integralmente, inizierà alle 8:30, non alle 11:30 come è stato scritto nella stampa, alle 8:30 in aula H nel settore didattico Calfura, con ingresso da Palazzo Maldura. Insieme ai 15 studenti vecchio ordinamento bocciati ci saranno anche quelli del nuovo ordinamento. Al momento sono già 54 gli iscritti che il 30 di agosto tenteranno la famigerata prova di inglese. In bocca al lupo agli studenti, e Uniweb è ancora aperto per iscriversi all'ultimo momento anche oggi. Quando la passeggiata mattutina fa bene non solo alla salute ma anche all'ambiente, ecco come. Ogni mattina mi alzo, vorrei verso i 5, mi taglio la barba, mi lavo e dopo vado sotto, do a messeccia con la pinza e comincio a fare il giro, a fare un po' di pulizia, perché se no dovrei camminare per niente. E invece camminando raccoglie i rifiuti che trova per strada. Ci scherza su, quasi stupito che la sua storia possa destare interesse, ma Giuseppe Maroso, classe 1946, sa bene quanto serio e per certi versi rivoluzionario possa essere il suo passatempo mattutino. Da un lato i tanti, per maleducazione o noncuranza, che gettano a terra cartacce, bottiglie e rifiuti di ogni sorta. Dall'altro quei pochi, per non dire gli unici, che si prendono la briga di pulire, per passatempo e gratis. Cosa trova per terra? Beh, soldi mai, solo 20 centesimi lo trovo fin adesso. Carte, indumenti, intera direi tutto. Una vita a lavorare tra Marostica e Asiago, dove vendeva frutta e verdura. Qui in vacanza a Lignano ci viene da anni con la moglie e da quando è in pensione per mesi interi. Qualche tempo fa anche un'operazione al cuore e il monito del medico. Guarda, che dite che solo da leggere il giornale e non fare più niente e camminare. Mi devo camminare 4-5 volte con la moglie, ma dopo quasi mi vergognavo. E ora devo pensare, ora un cesto che non pesa niente, una pinza e camminando tu su 3 kg di carte e 5 kg, ma non è un peso. E appena che trovo il bidone ruoto, ecco. Che poi, quando il lavoro è ben fatto, si vede. Quando che mi arrivo in fondo a una piazza, a una strada, mi giro e mi sembra allargare il cuore a vedere sta bella piazza pulita che prima non diceva niente.
Invece dopo pulita è soddisfazione. Al comune di Lignano Sabbiadoro non è sfuggita la presenza di un ospite così premuroso e altruista, al punto da premiarlo con un attestato ufficiale e qualche omaggio. Perché riteniamo che sia un caso unico, ovviamente. Non chiedo ovviamente che tutti vogliano emulare il signor Giuseppe perché è inconcepibile, però prendere da lui un esempio non sarebbe assolutamente male. Ecco. Mi capisce che anche se te lo fai per un altro, va bene tutti stesso. Adesso la paura del giovane è fare qualcosa per un altro, gratis. Paura che Giuseppe non ha. Il suo timore piuttosto è di restare con le mani in mano. Vuoi? Neanche a parlare. Per se non fosse loro qua, cosa fare un altro? La soddisfazione più grande è lavorare, come che fosse un gioco. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Siamo tornati in studio con l'edizione regionale dei nostri notiziari. È stata del tutto occasionale la presenza del lupo avvistato fra le case a Rocca Pietore, ne sono convinti gli esperti dell'amministrazione provinciale in contatto costante con la prefettura che ha chiesto una verifica puntuale della sicurezza dei cittadini. Non c'è allarme sociale, così gli esperti di Palazzo Piloni sul recente avvistamento di un esemplare di lupo a Rocca Pietore avvenuto il giorno successivo ai filmati che abbiamo mostrato in esclusiva di 2 lupi adulti nella zona di Malgacciapela. Tuttavia la circostanza di Rocca Pietore ha creato non poca preoccupazione, tanto che la prefettura si è immediatamente messa in contatto con la provincia per una verifica puntuale della situazione. È un pericolo minaccioso sicuramente per le nostre animali allevati di vario tipo, in particolare appunto le pecore, abbiamo visto questi asini, ma direi che assolutamente per l'uomo no. Nel Bellunese 22 le richieste di risarcimento da inizio anno, 7 gli asini predati negli ultimi 20 giorni fra la Vena d'Oro fino oltre la Valcicogna, gli ultimi 3 asini sbranati 2 giorni fa a Morgan di Trichiana in un recinto a 100 metri dalla chiesa del paese. Il piano di sviluppo rurale mette a disposizione 5.000 euro di finanziamento per realizzare recinzioni sicure, cioè elettrificate con discreto voltaggio. L'importante è che funzionino, che vengano mantenute e che il voltaggio sia sempre elevato. Questo è il suggerimento. Devono essere non recinzioni di contenimento degli animali al pascolo, ma sono recinzioni che sanno tenere fuori i predatori che adesso ci sono sul nostro territorio. Quale sia il numero reale dei lupi presenti in provincia è difficile da sapere perché le condizioni ambientali potrebbero avere rallentato il fenomeno della dispersione, cioè della migrazione dei lupi svezzati in territori liberi. Adesso è una situazione un po' dinamica perché ci sono tanti territori liberi, però la stiamo monitorando con fototrappole. Con l'arrivo dei mesi autunnali, invernali, ovviamente saremo facilitati in questo dalla neve e alla fine dell'inverno avremo un quadro preciso della situazione. Allevatori e cittadini richiedono venga dato avvio a un piano di gestione del lupo. Qualora i sistemi di prevenzione risultino inefficaci, dice il consigliere provinciale Franco De Bon, questo sarà indifferibile. Attraverso la rimozione magari di qualche esemplare si risolvono effettivamente questi problemi, ma anche si dà una visione che la pubblica amministrazione si occupa appunto concretamente di questo. Nuove scoperte nella Basilica del Santo, affreschi restaurati e la mano di Giotto sotto la superficie dell'intonaco. La Basilica del Santo, che richiama ogni anno quasi 7 milioni di pellegrini, non smette mai di stupire e di rivelare nuovi tesori. Ora, grazie ai lavori di restauro, nella cappella della Madonna Mora sono tornati alla luce nuovi affreschi, mentre nella sala del capitolo si prospetta la concreta possibilità di scoprire nuove opere addirittura riconducibili a Giotto. Nella cappella della Madonna Mora, che è vicino alla stanza in cui visse Sant'Antonio, sono stati riportati alla luce alcuni splendidi affreschi. Il restauro di questi 2 riquadri affrescati per motivi diversi, ugualmente interessanti, uno dell'ultimo terzo del 300, l'altro del primo quarto del 400, tutti e 2 di qualità importante, ora in corso di studio e quindi ci riserveranno delle novità. Nella sala del capitolo invece sono state utilizzate per la prima volta in Italia, grazie all'università, apparecchiature sofisticate arrivate da Germania, Francia e Grecia, che hanno ispezionato come una sorta di radiografia quello che c'è sotto la superficie e l'intonaco, e lì la presenza della mano di Giotto è altamente probabile. Ci fa ben sperare che al di sotto dello strato superficiale affrescato di metà 600 ci sia ancora affresco dovuto alla mano di Giotto. Le fonti ci dicono chiaramente che Giotto ha affrescato la sala del capitolo, quindi lo ha fatto
forse, ma qui veramente il condizionale è d'obbligo, prima della Cappella degli Scrovegni. Ora servono risorse per accertare la mano di Giotto e soprattutto portare alla luce quelle opere nascoste. Ogni opera restaurata viene affidata dalla veneranda Arca di Sant'Antonio a uno studioso che continua a indagare, studiare e diffondere questi tesori inestimabili. Siamo appunto in un ambiente molto antico e qui comunque c'è un po' una difficoltà di lavorare in questo ambiente così sacro, l'afflusso dei fedeli e tutto quanto, però anche questo, come dire, fa parte un po' del nostro lavoro, ci gratifica ancora di più. Ed ora una notizia sulle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Dietro consiglio dei nostri consulenti si è preferita la scelta della formula della fondazione rispetto a quella di una SPA, lo ha detto il presidente del CONI Giovanni Malagò al termine del tavolo olimpico che si è riunito a Palazzo Lombardia per definire la governance dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026. Tutto questo aggiunto va nel rispetto della Carta Olimpica e degli impegni presi con il CIO. La madrina della 76esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, Alessandra Mastonardi, rivela le sue emozioni, racconta i suoi progetti poche ore prima di salire sul palco della Sala Grande al Lido di Venezia. Sarà una serata magica, non ha dubbi la madrina del festival Alessandra Mastonardi, appena sbarcata all'Eccelsior e pronta a condurre le serate di apertura e chiusura della 76esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Benvenuta a Venezia, domani che serata sarà? Grazie per il benvenuto intanto. Domani sarà una serata impegnativa, magica. Spero non eccessivamente, spero che io non sarò eccessivamente emozionata, altrimenti mi ballerà la voce tutto il tempo e sarà un problema. Racconta cosa ha provato quando il direttore del festival, Alberto Barbera, le ha proposto il ruolo di madrina. Una scarica di adrenalina infinita, è durata per 24 ore, poi ho realizzato e ho cominciato ad avere paura. Ecco che la madrina di Venezia 76 ci regala una piccola anticipazione di ciò che farà domani. Farò un piccolo discorso, un piccolo monologo introduttivo ed è un monologo abbastanza personale, però durerà poco, quindi non si annoieranno, spero. Conclusa la mostra, l'attrice napoletana non si fermerà. Finiamo la terza stagione dell'Allieva e cominceremo a girare a novembre e quindi andrà poi in onda penso nel 2020. E alle giovani che sognano di diventare un giorno attrici come lei regala un consiglio da non dimenticare. Io sono una ragazza che ha studiato sul set e vorrei consigliare di avere delle grandi spalle, di farsi una grande e forte armatura per non subire le delusioni che questo mestiere porta dietro con sé, oltre alle cose belle che ti dà. Prima di chiudere vi ricordo questa sera 20:10 ospiti in studio Simone Scarabelli del Movimento 5 Stelle ed Emanuele Crosato di Forza Italia. Questa era l'ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e arrivederci. Bentrovati al meteo. Tempo sostanzialmente stabile nella giornata di mercoledì 28 agosto, anche se il sole, a dire il vero, non sarà molto presente, ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo maggiori spazi soleggiati al mattino, poi col passare delle ore il cielo tenderà a coprirsi, come vediamo un po' dappertutto, ma senza piogge particolarmente degne di nota. Temperature stazionarie minime tra 17 e 23 gradi, valori massimi compresi invece tra 28 e 32 gradi. Anche sul Friuli Venezia Giulia avremo più sole nella prima parte della giornata, ma poi il cielo sarà irregolarmente nuvoloso un po' dappertutto e non avremo comunque precipitazioni. Temperature minime tra 20 e 24 gradi, massime oscillanti invece tra 29 e 32 gradi circa. Situazione pressoché identica sul Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato ovunque al mattino, poi il cielo sarà via via più coperto, ma si manterrà comunque asciutto e stabile ovunque. Temperature minime tra 17 e 18 gradi, le massime oscilleranno invece tra i 29 e i 30 gradi.
Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.